A quasi un anno dall'anniversario della tempesta Vaia e dell'acqua alta da record a Venezia, prende il via nel fine settimana in Piazza Ferretto a Mestre Non Rischio la campagna sulle buone pratiche di protezione civile che quest'anno sarà focalizzata sui rischi di terremoto, maremoto e alluvione. Saremo proprio a disposizione dei cittadini per illustrare quelli che sono i manuali che ci hanno distribuito il Dipartimento, per illustrare e essere a disposizione delle persone per dare tutti gli approfondimenti in materia. Spesso e volentieri la gente ci chiede cosa può fare dopo un'alluvione, quindi ad esempio è bene essere certi che prima di utilizzare l'acqua potabile si possa effettivamente bere, si possa consumare. Ad esempio, banalmente, purtroppo succede spesso, la gente non pensa che i sottopassi in caso di alluvione possono diventare una trappola perché sono riempiti d'acqua, oppure durante il terremoto, dopo il terremoto, avere la lucidità di portare quello che serve, tipo medicinali o quant'altro, perché dopo è un problema poi dover integrare quello che le persone hanno bisogno, insomma, quindi quegli accorgimenti basilari. Oltre ai punti informativi, durante tutta la settimana ci saranno poi incontri in merito a specifiche attività. Ad esempio, martedì 15 si potrà visitare il centro previsione e segnalazione maree del Comune dalle 10 alle 13 e anche venerdì 18 ottobre dalle 14 alle 15:30 con prenotazione. Ancora sabato 19 ottobre al Parco San Giuliano ci saranno dimostrazioni di interventi in caso di emergenza, con unità cinofile, antidroga, antisabotaggio e ricerca persone scomparse, artificieri, sommozzatori, sorvoli operativi, tende e ospedale da campo. C'è sempre bisogno di nuovi volontari. Soprattutto giovani, ma non solo. È un campo molto vario, direi che non ci si annoia perché si va da attività di prevenzione come quella della campagna di Ono Rischio che si terrà appunto sabato e domenica, e quindi parlare con i cittadini, essere a conoscenza e trasmettere la conoscenza sui rischi della protezione civile, ma non solo, attività ovviamente operative, quindi intervenire in emergenza, utilizzare macchinari come motopompe, generatori, torri faro, eccetera, e quindi permette il lavoro nelle scuole.